Amici bellini, Valerio Fluido. Allora, prima di tutto, lo so che siete arrabbiati, lo so che siete delusi dal Napoli, però calma, se mi seguite un attimo, forse riesco a convincervi che non tutto è perduto e non tutto sta andando troppo male. Allora, prima di tutto, un'altra tazza del fluido.net è arrivata e ve la mostro, è arrivata l'amico Giuseppe, non si mette nel selfie, ma va bene così, è una foto bellissima tra l'altro, dà quel senso proprio di appartenenza al cappello, è straordinaria, quindi grazie Giuseppe, spero... sono scomparso per un attimo, no, volevo far scomparire questo. E poi, un'altra cosa importantissima, abbiamo un nuovo abbonato, Levitan Artemius Blow, che fa parte degli amici bellini, si aggiunge a Good Life, a Enrico e a Bepi. Grazie ragazzi per tutto il vostro supporto. Andiamo a noi, andiamo al dunque. Allora, io in questo caso, prima di fare le pagelle, io volevo analizzare un attimo il gol, se non vi dispiace, perché secondo me è importante per capire, perché tutti quanti, io per primo, ma che è successo? Allora, analizziamo un attimo il gol. Che cosa succede? Allora, vediamo. L'Udinese smista la palla piano piano e noi siamo schierati, quindi non abbiamo preso un contropiede. Che cosa succede? Qua c'è la prima cosa, devo fermare, ferma. La prima cosa avviene qua, quando l'esterno dell'Udinese riceve palla, Callecon sta stringendo e Yusai secondo me dovrebbe temporeggiare un attimo. Yusai va troppo forte, di conseguenza nel momento in cui Yusai va troppo forte tutto deve scalare, guardate. Yusai va troppo forte e non dà nessun tipo di apporto. Manolas idem. Manolas invece di accompagnare tenta l'intervento e lo buca. Di conseguenza Kalidou deve scalare. Di conseguenza Mario Rui deve scalare. Vedete Kalidou dove è arrivato? Per aggiustare quello che aveva fatto Manolas, che poi si gira pure. Quindi Manolas più di altri, perché guardate, riguardiamo. Isai così, Manolas troppa foga però senza intervenire. Di conseguenza resta là, si guarda anche indietro, ritorna piano piano. Qua che cosa è successo? Che nel frattempo sono scalati tutti, quindi guardate... Koulibaly è arrivato qua. Questo è Yusai che era rientrato, giustamente. Dopodiché questo è Lobotka e nel frattempo qua è arrivato Mario Rui, perché tutto deve scalare così. Allora che cosa succede? Quando la palla non arriva alla Lasagna, quindi vedete Mario Rui tenta l'intervento, non arriva alla Lasagna o forse la tocca pochissimo, la palla arriva a De Paul. Ora chi è qua? Chi dovrebbe stare qua? Noi abbiamo Zielinski qua che copriva il centrale e poi chi arriva? Arriva Insigne che tenta, come Callecon con Hernandez, tenta la cosa disperata, però è troppo tardi e lui ci infila. Allora qua c'è una situazione di reparto, un po' tutti hanno fatto delle scelte individuali secondo me sbagliate, ma dettate, guagliù, sentitemi a me, dettate dalla stanchezza, dal fatto che è una sorta di amichevole, è un allenamento. Sapete quegli allenamenti estivi dove tu devi creare la condizione perché il campionato sta per cominciare, magari tieni, che ne so, un preliminare di Europa League, di Intertoto, oppure il preliminare di Champions con Michu e Britos, benissimo, e quello è. Il Napoli sta giocando, sta giochicchiando per mantenere una forma fisica, per non infortunarsi, perché voglio questi stanno pensando a Barcellona. Cioè, se là c'è Griezmann, probabilmente Manolas entra in scivolata come ci ha abituato anche a vedere. Capite quello che dico? Insigne che segue fino alla fine, probabilmente avrebbe seguito molto di più. Probabilmente Zielinski sarebbe arrivato all'interno dell'area a completare la diagonale, perché ce l'hanno fatto vedere. Allora non è un'ipotesi mia, l'abbiamo visto con l'Inter, l'abbiamo visto con la Juve, l'abbiamo visto con lo stesso Barcellona, l'abbiamo visto contro squadre forti dove tu ti devi difendere bene. Il Napoli si è saputo difendere bene e poi nella ripartenza è stato molto più efficace e molto più veloce, perché sono poche le occasioni. Allora voi dovete capire questo, c'è una sorta di convinzione della serie: io qua sono il più forte, quindi me la passo, me la giro, magari si crea lo spazio, e non si è creato perché dovevi allargare un pochino, c'era l'intruppo al centro e va bene. Però nel momento in cui non si è creato e non sei riuscito ad allargare, controllo, domini, e quando fai il controllo a ritmi bassi, senza movimento, senza palla, è lì che ti fregano e ti possono fare il contropiede, perché loro un'occasione avranno, lancio lungo, chissà, Lasagna, in questo caso l'avevano anche manovrata, avranno poche occasioni, quindi loro la sfruttano fino alla fine. E siamo stati anche fortunati che De Paul, tanto decantato, piace anche a me, il secondo gol, aiù, sul miracolo di Koulibaly se l'è mangiato, perché là sì, lo scavetto ok, però se la tiri forte
alta, forte, probabilmente Ospina l'hai scavalcato e l'hai zeccato nella porta. Quindi l'Udinese se ne poteva tornare con 3 punti a casa. Non so se abbiamo capito la situazione. Di conseguenza le pagelle saranno complicatissime, perché tu devi fare una pagella che descrive un 1-1. È chiaro? Un 1-1 dove il Napoli ha fatto il 75% di possesso palla. Questo devi descrivere, perché poi il gol di Politano è una perla estemporanea. Non è che tu ci sei arrivato con un'azione orchestrata, oppure perché con pazienza sapevi che poi facendo girare la palla arriva... No, Politano ha pigliato il pallone, ha fatto il movimento a rientrare e l'ha azzeccata lì da porta. E così deve essere a volte. Come io chiedevo il fallo di mano per trovare un rigore, a volte devi risolverla così e va benissimo. Però la partita è finita 1-1. Bisogna essere onesti, non siamo stati in grado, non siamo stati pericolosi, loro sono stati più pericolosi. Noi abbiamo fatto le solite tante occasioni, preso la solita traversa, tiri che sono finiti lontani, Musso, Mucchio, un po' di parate le ha fatte, però poca roba, perché quando l'avversario è l'Udinese devi vincere 3-0 e andartene a casa. Abbiate pazienza. Quindi io sono, capito, voglio tranquillizzarvi che questo non è il Napoli che dobbiamo giudicare, perché i ritmi così bassi non esistono proprio. È un allenamento, non si devono infortunare, a questo stanno pensando. Guardate Mertens si è infortunato, è entrato Milik è squalificato, mo chi cazzo gioca? Chiamate Petagna, chiamate, la spalla è retrocessa, stracciate i contratti, fate una magagna alla Ferlaino e chiamate Petagna perché ci serve la punta. Che succederà? Se Mertens non recupera, dobbiamo mettere Cagliacone punta centrale, dobbiamo mettere Lozano punta centrale, dobbiamo mettere Insigne punta centrale, qualche cosa dovrà succedere là. Serve un nuovo falso 9 che farà il vertice alto del centrocampo fondamentalmente. E mica è facile, contro il Parma, Cervigno, Chillate la Juventus. Ho paurissima di intossicarmi di nuovo, però. Andiamo alle pagelle. Allora, speriamo che non ci interrompe nessuno, perché sai, sta sempre gente che interrompe, che vuole dire la sua. Questo è un editoriale, io sono come chi. Ma per l'amor di Dio, Dio, voglio, ma assolutamente no. Ospina si prende 7 perché fa il miracolo. Fa il miracolo, è incolpevole sul gol che prende da De Paul e poi fa il miracolo. Suo dovere. E il miracolo si merita 7, non c'è niente da fare, è incolpevole anche sullo scavino. Tu dici? Silenzio. Ma come silenzio? Le facciamo brevi perché questo video già è troppo lungo e la gente non si fida. Ma pure io non mi fido. Sai, 5,5 ragazzi, 5,5. Io voi lo sapete, io sono molto generoso di solito con i sai, sono molto generoso. Però cosa manca? Manca che tu qua, a parte l'azione del gol che abbiamo visto prima, ma poi non hai dato niente in attacco. E allora non ce l'hai, per carità. 5. Però se non ci dai un'altra soluzione, sugli esterni, soprattutto a destra, noi non potevamo attaccare. 5. E quindi male proprio. Male proprio. Manolas male proprio. 5,5. È uno di quelli che deve stare. Sì, ho capito, deve stare con la concentrazione altissima, perché è un giocatore di nervi, di fisico, di scatti, e se la partita non è quella là incredibile, non va bene. E allora 5. Koulibaly si merita il 6,5 secondo me, per il gol salvato e per un paio di... Tu sei innamorato. No, sei innamorato. Sì, sulla Sagna, i recuperi. Sei innamorato di Koulibaly. E poi fatemi dare un 6,5 anche a Mario Rui, perché Mario Rui almeno ci prova. Mario Rui almeno ha tirato a porta più volte, 3 volte, e ha fatto pure una grande parata Mucchio. Quindi no, va bene il 6,5. Va bene il 6,5. Ma non sono quello sicuro che non di si piglia la cosa. sufficienza per me è lo boccia. Sì, perché in queste partite sei tu che dovresti darci più geometrie e non hai grandi lavori di copertura da fare, ti dovresti pigliare più responsabilità e più geometrie, allargare di qua e di là. Però il movimento senza palla, vedi che viene a me. Non è una bocciatura, è solo un fatto che mancava anche il movimento senza palla. Se no, chi la dai, se non si muove. Ok, va bene, 5,5, va bene, però lascio il 5, non me ne frega. Ma come non me ne frega? Fabian invece, io gli do il 6,5. Ma è lentissimo! Sì, per un paio di motivi. È lento. L'assist che fa per il gol di Milik, e poi perché l'abbiamo visto molto spesso, nel primo tempo specialmente, andarsi a prendere, stai muovendo Lobotka, una posizione più centrale per creare nuove opportunità. Questo è vero. Andarsi a prendere il pallone e fare il secondo regista, lasciando poi Zielinski scendere un pochino di più. Ho capito, ma Zielinski si piglia 6 più. già hai deciso.
e vabbè, creando però- una sorta di 4-2-3-1 in alcune fasi della partita, Che però non ci ha risolto completato ovviamente niente. con Callecon che si piglia 5 non mi dà niente, Non si è ci- mangiato un altro gol tra l'altro. Stavi parlando non di metto tattica. Mertens, metto direttamente Milik perché Mertens si è infortunato subito. E quindi? Gli do 6. Attenzione, Come gli gli do dai 6 sei? perché ha segnato in estirata, che è una cosa che per giocatore che diciamo sempre che ha paura Ma è dell'infortunio un gol! è una cosa rara. Ho capito. Quindi si merita un voto alto per quello, dopodiché sparisce dalla E allora circolazione, voto non si è basso. visto più. Quindi potrebbe sì. Vabbè, Quattro. non è che posso dare, No. però comunque il Come? gol, cioè se abbiamo portato 3 punti a casa è merito suo. Sì, e ma è di un uomo Politano. in meno. E poi Insigne gli do 6 perché comunque Ma in stavolta meno in fase di copertura è venuto a se mancare, l'è perso però lui, ha abbiamo tirato deciso. più volte, fa il Abbiamo solito deciso lavoro, che se non, è, non può andare sotto la sufficienza perché Ma come? comunque è uno di quelli che dà l'impressione che comunque voglia vincere e Questa è un'impressione tua. Che non... sta sempre così, non lo Cresta. vedo mai camminare Insigne, capisci? Mentre ho visto camminare Callecon, ho visto camminare ma lo stesso Mario Rui, Fabian, E allora cammina, hai dato Zielinski 6 e ogni mezzo. tanto si piglia delle pause. Insigne non si piglia pause, per questo si piglia il voto pieno. Amico, tu le Ti pagelle non puoi le sai fare. lamentare Non le sai quanto fare. vuoi tu, non ha importanza. No, come è Menzioni importante? speciali, ovviamente Elmas poca roba, Niente. Allan poca roba, Demme Poca roba. bene, è entrato bene, secondo me si è preso un cartellino, ma era inevitabile per fermare un Inevitabile. contropiede. Vabbè. Politano gli diamo 7. Ma scusami, ma come ma si scusami, fa? un dai? giocatore che No, non le sai fare le entra, pagelle. non ha il tempo nemmeno di fare molto e comunque ingarra il tiro dei 3 punti al 95esimo. Non si le deve sai pigliare fare. 7. È l'uomo partita. No, abbi non le pazienza. sai fare. Lui, Ospina, Milik e un pochino Koulibaly. Quindi questi sono i voti dettati dalla partita. È la partita ma non che è l'hai andata vista così. bene, Tu puoi evidentemente. contestare quanto Ma vuoi non tu, l'hai perché vista. i voti sono contestabili, ma la partita è quella. Vai a vedere L'abbiamo i vista voti tutti. della Terenzio. Quindi da New York, Valerio Fluido è tutto. Grazie a tutti per aver visto tutto il video, perché voi siete straordinari. Loro e sono bellini. straordinari, ma tu lasciate non- sempre un like, tu lasciate non sai sempre fare una le pagelle. sottoscrizione, vi iscrivete al canale, Si iscrivono, seguite sì. le cose che facciamo e la mia previsione per Gesù. Juventus Lazio, che tra un'ora andrà, perché io faccio l'editing, L'editing, poi devo vabbè, caricarlo, capito. quindi probabilmente lo sto caricando adesso che stanno già giocando. La Vabbè. mia previsione è che la Juve vince Az. e il campionato finisce, Come finisce? perché la Lazio è scoppiata. No, la Lazio fa una grande Attenzione, partita oggi. Scommettiamo. Previsione Nostradamus. Scommettiamo che fa una grande partita la Lazio? Da Brooklyn, Saverio Solido è tutto. Lui non sa fare le pagelle, perdonatelo. È bravo perché ci prova, fa la tattica, ma le pagelle non so cosa so io.